Prima, nella puntata precedente, abbiamo parlato di marzo che era un po' pazzerello, dico, ma anche aprile in realtà non ci scherza, insomma. Volevamo magari che con questo nuovo mese iniziasse quella che è veramente la primavera, la nostra grande e bella primavera, ma in realtà dobbiamo ancora aspettare qualche giorno. Per chi come me la mattina quando si alza guarda il sole e vede in realtà quello che succede, essendo un po' condizionato, poi durante la giornata le cose non è che vanno tanto bene, però poi mi ritrovo qui a TVA, a Target, praticamente da casa mia, e so che voi siete in tanti a seguirci e questo mi fa distendere un po'. Come al solito, attraverso le frequenze in digitale terrestre, noi ogni settimana vi raggiungiamo con le nostre storie, i nostri racconti, con il presentarvi persone, associazioni, insomma tutto quello che ormai riusciamo per fortuna ad amplificare, perché è giusto trasmettere e amplificare con il mezzo televisivo quelle che sono le piccole e grandi realtà del nostro territorio. Voi ci seguite sul digitale terrestre, l'LCN 92 in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, e poi nello streaming del nostro sito www.televideoagrigento.tv. Ogni settimana, come vi dicevo, vi proponiamo delle belle realtà. Anche nella puntata di oggi affronteremo importanti e interessanti argomenti che speriamo vi possono interessare, e quindi voi potete seguirci per circa un'ora, insomma, di quello che è la nostra trasmissione. Allora passo subito a presentarvi i nostri ospiti. Iniziamo sempre dalla mia sinistra. Lei è Angela Rancatore, Associazione Vita Autismo Onlus. Una delle tante padrone di casa di Target, nel senso che con cadenza molto, il gap di tempo si assottiglia un po', evidentemente ha tante cose belle da dirci, e noi sicuramente siamo ben felici di ospitarla. Per il centro di violenza telefono aiuto, Antonella Gallo-Carrabba. Buonasera. E poi abbiamo l'assessore alla cultura del comune di Porto Empedocle, Stefania Laporta. Salve. Con noi c'è anche una scrittrice, lei si chiama Alfonsa Farrugia. E poi uno dei più prestigiosi operatori turistico e commerciali della nostra provincia, e non solo, adesso con questa nuova associazione, si chiama Infocommercio Italia, lui è presidente, Massimo Lombardo. E la nostra cantante, la nostra ospite musicale, ha calcato per la prima volta qui il parterre di Target quando era ancora una bambina, adesso una eccellente cantante, nonché una bellissima ragazza, Giulia Letto. Allora, Assessore Stefania Laporta, ci dobbiamo preparare perché il primo turno l'abbiamo vinto, insomma, evidentemente abbiamo fatto bene. Stiamo parlando della trasmissione sabato in famiglia, mattina in famiglia. Mezzogiorno in vabbè, famiglia. Insomma, sempre lì siamo, Mezzogiorno in famiglia di Rai 2, che vedeva la città di Porto Empedocle confrontarsi con Bobbio, il comune di Bobbio. E noi siamo stati più bravi? Sì, abbiamo vinto le prove che sia in televisione, ci sono state delle gare con una squadra a Porto Empedocle, una squadra invece è stata inviata a Roma, di ragazzi da 18 ai 35 anni, giovani, pronti a battersi in nome del proprio paese. Hanno fatto un figurone, hanno superato tante prove, dovevano indovinare canzoni, dovevano correre, giochi di logica, insomma hanno fatto veramente un bel figurone. Poi ci sono stati la coppia di ballerini che ha vinto il televoto e la cantante che ha fatto un ottimo figurone per Porto Empedocle. Ora si ripeterà. E come premio c'è il ritornare ancora la prossima settimana, questo weekend ci sarà sabato e domenica la semifinale, e chi vince dovrebbe andare appunto alla finale,
e qualora dovessimo vincere appunto in palio c'è uno scuolabus che al nostro comune servirebbe molto. E allora ci dobbiamo impegnare, sì. E anche noi credo che possiamo fare qualcosa, nel senso di votare, certo, c'è un televoto, che sono le varie sì. gare da superare. Ci sarà un televoto sia per la prova di ballo che per la prova di canto e si potrà chiamare da casa o inviare un SMS. Speriamo che la Sicilia si unisca tutta, al di là di Porto Empedocle, ma proprio come Sicilia, si unisca tutta e faccia un bel figurone anche nel risultato. E poi noi siamo bravi di noi stessi, insomma, se poi ci sono anche l'aiuto, c'è un po' di campanilismo, c'è diciamo, un qualcosa in più, come è successo per esempio per i borghi d'Italia, no? 2 o 3 paesetti della Sicilia sono risultati vincitori, quindi vuol dire che noi siamo bravi, il nostro territorio è bello, però abbiamo bisogno di un po' di forza. Sì. Giulia, però una bella responsabilità, insomma. Beh sì, è stata una notevole responsabilità, oltre ad essere stata una grandissima emozione poter rappresentare il mio amato paese, per l'appunto Porto Empedocle. Il nostro sindaco Ida Carmina infatti è molto entusiasta di questa nostra vittoria, anche della mia performance, della performance anche dei colleghi ballerini. Beh, che dire, speriamo bene anche per la prossima volta. Ne parleremo durante questa puntata, vedremo anche delle immagini che si riferiscono a quello che è stato sabato e domenica scorsa. Naturalmente sentiremo anche la tua canzone che ha riscosso così successo. Massimo, quindi grandi, belle realtà su diversi campi, quindi il commercio in senso lato, come credo sia anche la tua associazione. Allora, guarda, intanto sposo perfettamente quello che stavano dicendo anche le altre persone, perché battersi per la propria terra è bellissimo. Quindi io infatti con questa associazione faccio proprio come motto il bello della nostra terra, perché divulgare quello che di bello abbiamo, secondo me è la parte migliore, no? La cosa migliore che possiamo fare. E poi il commercio abbraccia tantissime sì, cose, ma infatti, il turismo, la cultura. Io sono convinto che il primo operatore turistico in una città è proprio il commerciante, no? Perché io sono stato all'estero tanti anni e le scoperte turistiche più belle magari me l'ha date come il barbiere quando andava a fare i capelli. Vai lì perché nessuno ne parla, però sono delle cose molto belle. Così succede in quasi tutte le città, quindi dare anche visibilità a tante aziende che con sacrifici comunque ogni giorno aprono questa saracinesca e si confrontano e aspettano magari tanti il turista nelle nostre zone soprattutto, no? Mi sembrava giusto dare molta assistenza a queste aziende. Bene, parleremo allora di questa tua associazione, anche dell'opuscolo, del volumetto che avete fatto, come nasce, come insomma quello che troveremo dentro questo volumetto. Proprio il 2 di aprile in tutto il mondo si è celebrata la giornata dell'autismo. Questa è un po' difficile chiamarla malattia, ma in realtà insomma è qualcosa di patologico che magari prima non veniva riconosciuta. Il ragazzo autistico veniva guardato in maniera come se fosse un po' scemotto oppure un po' psicopatico, insomma ritardato, ma in realtà poi abbiamo capito, l'abbiamo visto anche in diverse trasmissioni, anche in alcuni film eccetera eccetera, che altro forse hanno una marcia in più rispetto a noi. Anche ad Agrigento si è celebrata questa giornata, Angela Rangatore. Sì, abbiamo cercato di avviare tutta una serie di iniziative che sono iniziate proprio il 2 aprile, dal momento che l'ONU ha voluto, a partire dal 2007, riconoscere questa data come una data simbolica per ricordare all'opinione pubblica che ci sono famiglie che vivono questo problema. Ahimè, 365 giorni l'anno, quindi in verità non dovrebbe esserci, come non dovrebbe esserci la giornata della violenza sulle donne o la giornata dedicata ad un evento o un altro, però è sempre un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica. Certo, per parlarne, per parlarne, spiegare, per esatto, far soprattutto ecco, per fare luce su cosa sia, perché ecco, per esempio ricorre alla parola malattia, in verità la parola adatta da usare è disturbo, è un disturbo. Si celebra oggi la giornata mondiale.
Le iniziative sono state tante in diverse parti della provincia di Agrigento, diversi comuni, associazioni, insomma tutti hanno un po' voluto contribuire a questo, e poi è stato scelto anche il colore azzurro. Sì, il colore blu è sempre il colore che l'ONU... Il colore è il blu, infatti la nostra serie di iniziative è stata proprio chiamata Nel blu dipinto di blu, in maniera così un po' metaforica. La settimana in blu, sì, a quanto pare il blu è il colore, ed effettivamente io, oltre a essere, diciamo, una rappresentante dell'associazione Vita Autismo, una docente del Politi, sono anche la mamma di Ruben, che è un ragazzino autistico di 16 anni. Ho scoperto che il blu, sì, io ho una parete blu a casa alle sue spalle, e fin da piccolo abbiamo notato questo, che lui si girava perché trovava effettivamente serenità. Quindi... Bene, parleremo di quello che avete fatto, insomma, sì, in questo giorno, e di quello che farete, perché ancora l'iniziativa Nel blu dipinto di blu non si è conclusa. Una volta che ospite Antonella Calocarabba io non so che cosa chiedere, insomma, perché sono tante le iniziative e le cose che lei e la sua associazione fanno durante l'anno, però diciamo, chiamiamoli, ecco, degli aggiornamenti. Antonella, possiamo definirli così? Credo che insomma, il lavoro fatto dal centro di violenza telefono aiuto non si ferma mai. Abbiamo parlato per esempio del corso di formazione che avete intrapreso con le forze dell'ordine, per esempio, a che punto siamo? Ecco. Allora, innanzitutto buonasera. Facciamo degli aggiornamenti sull'attività a 360 gradi che dal 2003 Telefono Aiuto fa nella nostra città, nella nostra provincia. Si parlava appunto del corso di formazione, si conclude proprio questa settimana il 30° corso che abbiamo iniziato appunto il 2 maggio, un corso di formazione, interventi e prevenzione e cura sulla violenza di genere. Abbiamo voluto fare questo corso aprendolo a tutte le varie professionalità che possono avere un contatto con la donna vittima di violenza, quindi forze dell'ordine, avvocati, assistenti sociali, psicologi, operatori sociali, docenti, proprio perché vogliamo e abbiamo voluto anzi fare in modo che questa rete, la rete sempre più fitta di persone, e non dico sempre io una rete fatta di protocolli di intesa, ma una rete di persone sia lì attenta a controllare questa donna, a prendere in carico questa donna in tutto il lungo percorso che la porterà, speriamo, fuori dal ciclo della violenza. Quali sono stati i riscontri, Antonella? Cioè quello che voi avete naturalmente trasmesso, avete fatto conoscere, ma soprattutto quello che i vostri interlocutori hanno recepito. Diciamo che sono molto contenta dei risultati ottenuti, perché grazie appunto a questo corso moltissime sono le segnalazioni che sono arrivate, ed era questo uno degli obiettivi che ci siamo prefissati, che era appunto quello di far sì che chi partecipa al corso entra in contatto con la realtà del centro e quindi lavora con noi, perché io dico sempre che nessuno di noi può raggiungere e aiutare la donna fino in fondo fin quando ognuno di noi non prende un pezzo della vita di questa donna e lo cura. Lo cura portandola con sé. Noi come associazione, quindi con le colleghe che lavorano con me ogni giorno, assieme con le forze dell'ordine nella fase della denuncia, assieme agli avvocati se dobbiamo seguirla per quanto riguarda la parte legale, con gli operatori delle comunità, e poi quando questa donna esce fuori, perché non dobbiamo dimenticare mai che queste donne hanno un percorso lungo, proprio perché purtroppo il ciclo della violenza, per tutte quelle situazioni che noi sappiamo di responsabilità, di vergogna, di paura di non essere credute, le portano spesso a rimanere chiuse dentro casa in silenzio. Questo la sinergia. Ed è per questo che anche questa trasmissione, dove appunto si diceva poco fa che io sono sempre ospite, e io vi ringrazio sempre, perché io ho modo di arrivare a tutte quelle donne che ancora non hanno trovato il coraggio di parlare, e che invece stasera, ascoltando le nostre conversazioni, possono dire: qualcuno mi può aiutare, non è vero che io sono sola, ma il messaggio che io devo dare a queste donne è appunto quello: non sei sola, ma ci sono tante persone, non solo io, il mio centro, ma tante attività, tanti enti che stanno lì pronte per aiutare questa donna. Bene, parleremo anche di altre iniziative, so insomma che proprio recentemente con
il liceo Politi, della quale Angela Rangatore è docente, insomma avete fatto qualcosa con loro. Conosciamo anche la nostra ospite scrittrice Alfonsa Farrugia. Sei scrittrice di professione o scrittrice per amore, Alfonso? No, io dico solo che ho scritto, ma che non sono scrittrice. Vabbè, insomma, prima sì, c'è una correlazione comunque. Sì, però c'è anche una differenza, e quindi no, io nel mio lavoro quotidianamente sono un tecnico di neurofisiopatologia, svolgo il mio lavoro nel reparto di neurologia dell'ospedale di Agrigento, e il motivo per il quale ho scritto questo libro l'ho trovato proprio in quello che mi sembrava un normalissimo pomeriggio al lavoro. Questo è il primo libro che scrivo o ci sono stati dei precedenti? No, questo è il secondo libro. Il secondo. Allora facciamo un passo indietro. Com'è che nasce Alfonsa Farrugia scrittrice? Cioè ti sei svegliato una mattina e hai detto adesso scrivo? No. C'è stato un percorso insomma che mi è sempre piaciuto scrivere, però il mio primo libro nasce per fare un regalo a mio cugino che ha la sindrome di Down, e nell'indecisione, nel dubbio di fare un regalo eccezionale al compimento del suo 18° anno, mi sono resa conto che una delle poche cose che a lui avrebbe fatto veramente piacere era un racconto a ritroso di come io e la sua famiglia più intima aveva vissuto quei suoi primi 18 anni di vita. Allora da lì ho avuto lo spunto per scrivere un piccolo raccontino sotto forma di lettera, che nel libro è indirizzato a Penelope, una ragazzina, ma che in realtà cela sotto le righe la sua storia. E qui anche poi il piacere insomma di poi proseguire di nuovo in questo secondo libro un po' più lungo, un po' più articolato. Diciamo soltanto il titolo, almeno in questo primo tuo intervento, che vuol dire il peso della felicità. Credo che insomma qui dovremmo aprire un ragionamento un po'. Ci vorrebbe un'altra trasmissione soltanto per analizzare il titolo. Sì. E io sarei sicuramente la persona meno adatta, lì ci vorrebbero veramente esperti forse nella materia, in filosofia, io non l'ho letto, psicologia. Io non l'ho letto e non ti conosco, però dico, potrei azzardare dicendo che per raggiungere la felicità c'è un peso, nel senso di cose che dobbiamo fare prima, sì. Dobbiamo caricarci un percorso che non è sempre facile, per cui magari poi la felicità si nasconde dietro, a volte anche a piccole cose. Sì, nel libro si nasconde dietro l'ultimo giorno di un matrimonio infelice. Ne parliamo dopo, non voglio che lo sveli subito. Bene, come avete visto insomma stiamo affrontando veramente degli argomenti interessanti, voi magari un po' più leggeri, quello che può essere una trasmissione come Mezzogiorno in famiglia, ma anche più interessanti di cultura e di vita civile. Però dobbiamo tifare, e qui noi abbiamo invitato proprio l'assessore Laporta e Giulia Alletto per invogliare i ragazzi a essere, i ragazzi tutti quelli insomma che vedono la trasmissione di Radue a essere presenti. Stefania, ci racconta allora questa avventura, cioè come è avvenuto il gancio con Rai 2, c'è stata una selezione, non lo so, magari quando una deve fare un provino prima fa un casting, voi che cosa avete fatto? Vi siete proposti alla trasmissione? È successo per caso da un incontro che il sindaco ha fatto con Michele Guardi, che viene spesso nella nostra terra, in occasione di una festa religiosa, così è nata per scherzo, ecco, da una chiacchierata col sindaco, e da lì si è iniziato a lavorare, perché dietro a una partecipazione a una trasmissione così bella e importante c'è tanto lavoro dietro, però è stata un'occasione cercare i ragazzi, fare le squadre, esatto, preparare anche, no? Il cibo da mostrare. Forse abbiamo delle immagini di quel giorno della trasmissione, Piero, me le vuoi mandare in onda per favore? Grazie. E quindi si cerca di mostrare il lato bello del paese, quindi dal punto di vista culturale, turistico, si parla di Pirandello, si è parlato nella prima puntata di Camilleri, si è andati anche nella casa di Pirandello, si è esposto tutte le bellezze anche gastronomiche del paese, del posto, quindi col cibo, con un ristorante che ha spiegato i vari piatti siciliani tipici della nostra terra, ma anche i piatti della pasticceria siciliana, Empedoclina in particolar modo. E poi ci deve essere anche
l'adrenalina della competizione. Bellissimo, no? anche perché sempre una gara è. Esatto, tra l'altro si è giocato non sapendo il risultato dell'altra squadra, quindi comunque era sempre in eterna suspense, ecco, quindi lo sarà senza e come dubbio vediamo anche proprio lì, insomma, le bontà del... Sì, ci sono state, esatto, le avete mangiate poi? Sì. Sì, li hanno offerti al pubblico presente. Mi sembra. Sì. Ma se tu sei stata tra le concorrenti? No. No. La presentazione no. non poteva essere, insomma, deve essere. No, noi eravamo lì tra il pubblico con le forze dell'ordine, le autorità, l'amministrazione c'era anche una signora, una cuoca che per l'occasione ha spiegato come si fa la pasta con le sarde, insomma no, un bellissimo programma, una bellissima Grazie vetrina. per l'immagine a Piero, però diciamo è sempre una vetrina importantissima. Esatto. Essere lì per in vista dell'estate un'ora sì, no, dalle 11 all'1 quasi 2 ore, insomma, sì. su Rai 2, un canale nazionale, dà una bella immagine a Portempedocle. In vista dell'estate anche una pubblicità, una promozione turistica una pubblicità del ne abbiamo bisogno, sì. Perché Portempedocle sta vivendo un po' periodi di altalenanti quindi esporre il meglio del nostro paese è sempre una bella cartolina perché duri per l'estate e quindi un'occasione per far conoscere in tutta Italia il paese siciliano di Portempedocle. Siamo ad aprile, però già fra un po' si apre la stagione, con la speranza che il sole arrivi. Magari poi, Assessore, ci dirai se hai già programmato qualcosa, insomma, per iniziare questo percorso turistico ricreativo a Portempedocle. Stanno cercando di programmare tante cose. Giulia, noi ti abbiamo visto, insomma, hai cantato in diretta, c'era l'orchestra con il maestro Mazza, insomma. Credo che sia stata una bella emozione, no? Un'emozione veramente pazzesca che auguro a tutti i giovani che hanno intrapreso per l'appunto il percorso musicale, veramente gli auguro con tutto il cuore di poter fare questa esperienza. Svelaci qualche retroscena, non è che siete andate lì subito, le no, prove, ci la sono luce, tantissime i prove. microfoni, insomma. Quindi un ringraziamento va ai tecnici, alla produzione, al regista Michele Guardì, insomma, 2-3 eccezionale. giorni di prove per 2 minuti e mezzo di canzone, insomma. Esatto, 3 giorni di prove, noi cantanti abbiamo una preparazione dietro notevolissima perché la nostra voce va preparata per affrontare un'esibizione così importante. E poi ci deve essere anche il sincronismo con il direttore e con assolutamente, anche perché hanno fatto un arrangiamento proprio per me, quindi fatto su misura, proprio come una sarta realizza un vestito. Sì, tutto questo. Hanno curato anche il dettaglio, quindi trucco, parrucco, abbigliamento, tutto. Devo dire, è stata veramente un'esperienza molto emozionante. Ma il rapportarsi con quelli, insomma, anche noi siamo uomini di televisione nel nostro piccolo, però la RAI, il maestro Mazza, Michele Guardì, i conduttori nazionali, insomma, sono sempre un pochettino... Com'è il rapporto umano? Ecco, questo voglio dire. Sono delle persone, sono delle persone veramente fantastiche, cercano proprio il contatto fisico. Possiamo dire persone normali? Assolutamente sì, per esempio c'è Friscia, no? Che lo vedete, è così per come lo vedete, c'è una veramente. Il nostro conterraneo di Sciacco, è di Palermo, lui è proprio di Palermo. Lui faceva Don Calogero di Sciacco una volta, ecco. Esatto. Mi ricordo quando c'era il fantastico. Sì, no, sono tutti molto umani, umili, perché credo che l'umiltà stia alla base di ogni artista. Ogni grande artista, io sono del parere che ha una grandissima umiltà, quindi mi sono trovata bene, però devo dire che sono stati molto accoglienti, disponibilissimi, pronti a venirci incontro per le nostre esigenze. È veramente una bellissima emozione. Noi abbiamo anche rubato la tua esibizione più tardi, la faremo sicuramente vedere. Allora Massimo, parlaci di come nasce questa tua iniziativa, insomma, nel tuo percorso lavorativo. Intanto tu sei del settore, quindi diciamo. Io sai benissimo che l'editoria mi ha sempre appassionato. Nasce da un'idea un po' che, come dicevo, all'estero, no? Vedevo quanta possibilità c'era di aiutare le aziende. Lì è normale, soprattutto nel territorio del Latino America, piccole e medie aziende vengono sopportate non solo da un ente pubblico magari di zona, ma proprio da
agenzie e aziende che aiutano loro a crescere. E quindi ho detto, perché non farlo anche in Italia? Sono rientrato da Panama a Palermo insieme. Potevo rimanere, no, dopo che te l'ha fatto fare, potevo rimanere a Panama. Guarda, posso dirti una cosa, tanti mi fanno questa domanda, perché tra l'altro lavoriamo anche bene. Chi me l'ha fatto fare, credimi, da buon siciliano ti posso dire che è stata all'estero, chiama. Non è un modo di dire, la terra dopo già 3-4 mesi fuori inizia a chiamare. Quindi rientrato insieme ai miei fratelli abbiamo iniziato questa avventura l'anno scorso a Palermo. Il fatto è proprio quello, l'esigenza che sentivamo di piccole aziende ma anche medie aziende di essere aiutate in questo momento. E quindi come si può aiutare un'azienda? Mi sono chiesto. Sicuramente dando loro più visibilità possibile, che è diverso da fare pubblicità. Io non mi occupo di pubblicità, però sono diventato molto bravo nel dare visibilità soprattutto sui social network, web, che è un po' quello che oggi va. E però poi hai fatto un opuscolo cartaceo. Ma questo perché facendo l'editore da sai quanti anni, che ci conosciamo da tanto, l'amore per la carta... Se lo tieni fermo c'è il nostro cameraman. L'amore per la carta è indelebile, sì. Anche perché, se abbiamo notato, il turista, eccolo qua, in questo momento comunque che tutti abbiamo smartphone, Google Maps e tutto, ma ogni turista cerca la guida turistica, perché è l'unico ricordo magari che poi si porta a casa. Quindi l'idea di fare turismo in tutte le città, intanto siciliane, quindi siamo presenti a Palermo, Catania, abbiamo aperto Agrigento, e abbiamo aperto da pochissimo anche Caltanissetta. Quindi il fatto di parlare delle più belle città comunque che abbiamo in Sicilia, tutta la provincia, quindi interessiamo anche i paesi, gratuitamente, perché la guida è distribuita gratuitamente, e dare poi voce a tante aziende del territorio, sempre in maniera gratuita, per aiutarli, è una cosa bellissima. Che informazione avete messo lì dentro? Di tutto, dalla classica informazione proprio commerciale di cosa fa, ma noi facciamo delle interviste in diretta su streaming, dove andiamo a trovare l'azienda, facciamo vedere proprio se un ristorante come cucina, se un sarto come cuce, la ceramica per esempio, come si fa la ceramica. In diretta intervistiamo proprio l'operatore, e poi abbiamo tantissimi chiamati followers, seguaci insomma, che ci seguono in tutto il mondo. Considera che da 15 giorni abbiamo aperto anche Tenerife in Spagna, e con Panama, che fa comunque la base madre, riusciamo in quest'estate a fare un turismo particolare. Mettici target dentro. Ma guarda, abbiamo già televisioni a Palermo per esempio, no? Quindi TVA è ben accetta, perché da una storica amicizia sia con Pietro che col direttore Cantella mi sembra il minimo. Però dico, quello da non sottovalutare è il lavoro che inizierà adesso con tutte queste aziende. Noi abbiamo circa 1200 aziende a Palermo, ne abbiamo 200 ad Agrigento, stiamo crescendo ogni settimana sempre di più. Abbiamo dato lavoro a circa 30 persone, 22 a Palermo, 10 persone qua, ragazzi che finalmente riescono anche a sposarsi, perché abbiamo avuto anche uno che si è sposato grazie al lavoro che abbiamo dato, quindi questo mi riempie di orgoglio. Quindi informazioni sulle varie aziende, sulle varie realtà, informazioni anche sul territorio. Ma certo, perché la base è quello turistico, perché da Tenerife arriveranno a guardare la Valle dei Templi e useranno magari le nostre aziende, no? Quelle che noi sponsorizziamo. Stessa cosa noi stiamo preparando a Palermo e ad Agrigento per andare a Tenerife e usare le aziende di Tenerife. Quindi un circuito di imprenditori incredibile. Tu naturalmente dici questo con entusiasmo e si vede da come lo presenti, però spogliandoti un po' dal fatto di essere presidente e editore di questa associazione, i tuoi associati che ti dicono? Andiamo avanti oppure chi me l'ha fatto fare? Allora guarda, il fatto di essere un'associazione di categoria comunque ci dà una grandissima mano, perché non hanno delle spese come se fosse pubblicità, quindi hanno una quota uguale per tutti, annuale, e poi lavoriamo tutti assieme. E questa è la forza allora? E questa è la forza, 1000 imprenditori che lottano tutti assieme per un comune denominatore, è una cosa bellissima. Lavora il ristorante, perché tutti noi andremo a mangiare lì, non andiamo in altri punti. Il ristoratore, se ha bisogno di uno spot in TV, verrà a TVA perché è uno dei consorziati, quindi stiamo cercando di fare un nostro mondo che riesce a innalzare poi
i visitatori, sia con la guida turistica ma soprattutto con i social. Bene, mi fa piacere di queste iniziative perché insomma anche nel nostro piccolo, come dicevo all'inizio nella presentazione, Target vuole mettere in risalto e in evidenza quelle che sono le piccole e grandi realtà del nostro territorio. Angela Rangatore, ritorniamo al 2 di aprile. Che cosa avete fatto di bello? Allora, il 2 aprile abbiamo aperto le manifestazioni in verità a Favara, perché c'era la cerimonia conclusiva di un concorso nazionale organizzato dallo Sportello Autismo, di cui io faccio parte come operatore di supporto, dalla dirigente, la preside Bruccoleri. Quindi c'era questa manifestazione. Parliamo dell'Istituto Comprensivo Guarino. Dell'Istituto Comprensivo Guarino, una bellissima cerimonia organizzata al Castello Chiaramonte, dove sono stati premiati i prodotti finali di questo concorso Raccontami l'autismo. E io ho aperto lì il mio 2 aprile in maniera gioiosa, perché ho accompagnato un mio alunno che ha vinto un riconoscimento speciale alla giuria per una sua canzone, una canzone che aveva realizzato testo e musica. Si chiama Luca Gambino, un alunno del Politi della seconda e scientifico. La canzone veniva fuori dall'esperienza che lui ha avuto in questi 2 anni, perché è stato compagno di classe di un ragazzo autistico che tra l'altro è mio figlio Ruben. Dopo noi siamo tornati a scuola. Ha preso ispirazione da questo microfono. Lo aggiustiamo subito. Bene, così, ecco. Ok. Sì, diciamo che vivere in classe l'esperienza dell'autismo è come vivere l'autismo in famiglia, perché alla fine la scuola diciamo la seconda casa. Ecco perché poi si parla tanto di inclusione, di integrazione, perché è davvero importante insistere su questi temi. Quindi sì, il ragazzo ha preso ispirazione dall'esperienza di vita comune del compagno di classe. Del compagno di classe, ha realizzato veramente una canzone che magari, se capiterà con l'occasione, la porteremo qui. Se avete un video già pronto, insomma un qualcosa, sì, è davvero un prodotto, la potremo ospitare bello. In un'altra occasione. E dopo noi siamo tornati a scuola, perché partivano queste nostre iniziative di questa settimana in blu. Iniziative che abbiamo voluto realizzare con il patrocinio del Comune di Agrigento e in particolare con una stretta collaborazione che abbiamo avuto con l'ASP e nello specifico con il direttore del distretto, il dottor Amico, l'ufficio di sociologia con il dottore Giorgio Patti e poi l'ufficio di educazione e prevenzione alla salute della dottoressa Gabriella Sacchi e del dottor Alaimo. Insieme a loro abbiamo programmato già, diciamo, da mesi questa nostra scaletta. Quindi il primo appuntamento è stato a scuola da noi, dove abbiamo aperto con un incontro, non chiamiamolo convegno, è stato un po' un dibattito dove i ragazzi hanno avuto il convegno è troppo formale. Sì, è troppo formale, noi troppo siamo cattedratico. Fuori dalle righe. I ragazzi, ecco, hanno avuto modo di confrontarsi con gli interventi dei relatori ed è stato un momento molto bello. Si è concluso con un flash mob organizzato dagli alunni del Politi. Ecco, è stato importante secondo me che si aprisse a scuola perché ecco, nelle scuole devono essere integrati i ragazzini autistici e vi dico da docente e da mamma che non è facile, perché io la prima volta che ho scoperto l'autismo in realtà molto tardi era nel film con Dustin Hoffman, no? Rain Man. Qui io dirò magari per questo qualcosa. Dicevo, no, perché dopo non lo so se poi corrisponde alla realtà, dico, per questo io dicevo che in realtà forse è sbagliato parlare di malattia, perché ci sono delle abilità, forse anche sono delle super abilità da parte di questi ragazzi, sì, ai quali manca che cosa? Il rapportarsi diciamo che intanto si parla di autismi proprio perché ogni soggetto autistico è diverso dall'altro, quindi c'è il soggetto autistico, il ragazzino autistico che magari non è verbale, c'è quello che invece è molto verbale, c'è l'autismo ad alto funzionamento, la sindrome di Asperger. Quindi non c'è una cosa no, ognuno di loro magari ha dei io tratti. credevo che fosse principalmente
la mancanza di comunicazione con quello che ti sta vicino? Cioè, no, questo secondo me è un po', no, questo secondo me è uno stereotipo superato? Sì, e forse portato anche avanti magari da particolari programmazioni televisive. Onestamente l'autismo lo vivo come mamma, non è quello, perché c'è magari, ecco, il ragazzino autistico, vedi mio figlio che vuole essere sempre abbracciato, coccolato, io mi sono sentita dire magari ma lo posso toccare, gli possiamo fare la carezza, lo posso abbracciare, e mi rendo conto, perché è un po' lo stereotipo del ragazzo autistico che non si tocca, che non si vuol fare toccare. Ecco, ognuno è diverso dall'altro ed è per questo difficile la gestione anche nelle scuole. Le scuole sono impreparate, quindi bisognerebbero il Good Doctor vi ha aiutato un po' a fare quello diciamo che è un po' a farne parlare, comunque, ecco, sì, a parlare, ecco, sì. Io penso questo, sì, che adesso non riesco a ricordare qual era la serie televisiva precedente, il medico, no, prima di Good Doctor ce n'era un'altra, e che onestamente è quella in cui io ho rivisto più i tratti autistici, adesso non ricordo, andava sulla Rai, e questa, ecco, presentava un po' le situazioni che effettivamente a volte si vivono, quindi un ragazzo autistico che sembra assolutamente normale, poi basta la posizione di un mobile spostato in casa per scatenare un momento di disordine, e quindi magari, perché ecco, lo rappresentano molto schematico. Sì, loro sono un po' rigidi, ecco, hanno le loro stereotipie, ma soprattutto le loro rigidità, quindi magari un cambiamento devono essere preparati. Come il rapporto con il pubblico nel senso con l'ASP, con lo Stato, vi viene incontro, avete delle agevolazioni o avete delle richieste da fare? Ecco. Sì, allora le richieste le abbiamo e ci saranno sempre, perché ovviamente una famiglia che vive l'autismo si sente anche parecchio sola e ha la necessità di un supporto, soprattutto nel momento, questo diciamo è soprattutto l'appello che adesso vorrei lanciare, il momento della diagnosi. Il momento della diagnosi, secondo me, occorrerebbe più supporto per il genitore che riceve la diagnosi, perché io ricordo che quello è stato un po' un momento che ha un po' sconvolto la famiglia. Ecco, lì servirebbe che ci fossero psicologi, pedagogisti alle spalle che potrebbero, ecco, aiutare queste famiglie, perché poi ci si ritrova che magari chi ha la forza di lottare e di mettersi in gioco, allora si mette su internet a cercare, però ci sono anche dei genitori che si scoraggiano. Per questo noi abbiamo deciso, io e mio marito, di fondare un'associazione anni fa che si chiama Vita Autismo Onlus, che raccoglie famiglie che viviamo tutti lo stesso problema. Allo Stato vi viene incontro, avete delle agevolazioni? Allora sì, ci noi sono ovviamente i nostri figli, in questo senso? Sì, i nostri figli chiaramente rientrano, hanno la gravità, quindi abbiamo, al di là dell'indennità di accompagnamento, adesso la regione di accedere agli specialisti, insomma, di avere dell'assistenza. Ecco, no, quello in pratica l'assistenza specifica, nel senso, per esempio, i ragazzini autistici si è visto che scientificamente il metodo provato scientificamente che ha più efficacia è l'EBA. E io ricordo che sono dovuta partire, viaggio della speranza con tutta la famiglia, perché qui non si parlava di EBA, che è una terapia comportamentale, e quindi abbiamo dovuto chiamare supervisore inglese che veniva a casa tutto a spese delle famiglie. Ecco, c'è ancora un po' da lottare, ecco. Sì, c'è ancora tantissimo da fare, perché è chiaro che adesso, dopo 12-13 anni, io parlo di quando mio figlio aveva 2 anni, quando è stato diagnosticato, adesso ne ha 16, la strada è stata tanta, però il supporto, il rapporto con le istituzioni, a mio avviso, se una ha voglia di collaborare, quindi il rapporto con le istituzioni nasce sempre in maniera positiva. Io l'ho visto anche con l'organizzazione di questa settimana, ho avuto le porte aperte in ASP al Comune Agrigento. Dicevamo che non è finita, poi parleremo di quello che succederà sabato prossimo, e adesso dobbiamo sentire, insomma, vedere, per chi non lo avesse visto, quello che è successo in quei 2 minuti e mezzo, quanto
Sì, 2 minuti e mezzo, circa 3 minuti insomma di esibizione. La canzone l'hai scelta tu o te l'hanno imposta? No, l'hanno scelta tra le tante, tra le tante proposte. Allora, sì. Ovviamente non siamo noi artisti a scegliere, noi al massimo certo, ma secondo proponiamo la tua estensione vocale, esatto, quella che è il tuo essere cantante, ecco. Esatto, lì appunto con il maestro Mazza che noi artisti ci rapportiamo, e allora in base alle caratteristiche vocali ci veniamo incontro. Per tale motivo nasce poi l'arrangiamento e il pezzo. Bene, allora noi abbiamo, come abbiamo detto prima, ci hai rubato tra virgolette l'esibizione di Giulia a letto all'interno del programma Mezzogiorno in Famiglia. Hai cantato Voglio vivere così. Una canzone da tantissimo, anni... Una canzone sì, parecchio storica, 40, 50, infatti c'è Friscia che ha fatto veramente una presentazione fantastica, quindi se potete prenderla, prendetela. Sì, non lo so cosa ha preparato la regia, ma sicuramente perché è stata mandata tu proprio canti, da un ecco, vediamo se c'è anche sì. la presentazione. Prego a Piero di mandare in onda allora l'esibizione di Giulia a letto per Mezzogiorno in Famiglia. Contribuendo alla vittoria finale, appuntamento quindi alla prossima puntata. Ecco. Bene, brava Giulia. Grazie. Ti sei meritato veramente di vincere. Anche se devo dire, quando ti ho vista dico, ma l'hanno invecchiato un pochettino, no? Diciamo che lì non comandiamo noi, fosse stato per me sarei andata tranquillamente jeans e magliettino. No, devo dire che dietro, come dicevo poc'anzi, c'è un lavoro di costumiste, truccatrici e parrucchieri, quindi devono seguire delle regole. Hanno delle regole molto rigide, devo dire. Vabbè, pazienza. Ma è la prossima settimana? La prossima settimana non si può svelare nulla, però nemmeno la canzone, no, assolutamente no. Ma quindi... sei moderna o antica, nemmeno quello? Invito appunto tutti i telespettatori che ci stanno seguendo a sintonizzarsi sabato e domenica alle ore 11:10 su Rai 2, ovviamente. E non ci puoi anticipare niente, no? Silenzio stampa, come si suole dire, non si può anticipare nulla. Però
Che canti, questo lo possiamo dire, no? Canto ecco, c'è qualcosa anche di perché certo. tantissimi sui social per l'appunto si parlava di followers, quindi si parla quindi di social, Instagram, Facebook, Twitter, mi hanno veramente seguita in tantissimi, quindi votate ragazzi, ragazze, grandi. Assessore, quindi sappiamo che sabato e domenica prossimo c'è Porto Empedocle, sì, che ci sarà di nuovo la gara, sì, sarà insomma sulla falsa scia di quello che è successo, grosso modo il cambierà format è qualche quello, gioco, qualche e che nuovo Giulia componente canta. squadra, sì. Questo, il resto poi Resto sorpresa, non sorpresa. vabbè. Quindi che Giulia canta è sicuro. Siamo costretti a vedere e a votare. costretti tra virgolette e a votare. Bene, allora riparliamo allora di questo peso della felicità. Alfonso Farrugia, insomma, come ti è venuto questo titolo? È proprio inerente a quello che c'è scritto dentro? Sì, in verità sì, proprio perché sta a significare che la felicità non è così lineare, così semplice come può apparire. Tante volte si nasconde dietro un'ovvietà o dietro un sorriso dell'altra persona che incontriamo per strada. Tante volte per raggiungere un attimo di felicità dobbiamo aspettare anni, come fa la protagonista del Sì, se lo alzo un po' racconto. così c'è il nostro cameraman che lo fa vedere, questo è il... Sì, questa è la copertina abbastanza significativa. Non lo mettiamolo dritto, ecco così. Sì. È un diciamo ramo di che cosa? È del cemento, Sì. che ha ovviamente una crepa, Sì. e dal cemento nasce Ecco. una piantina. Sì, ecco. Come diciamo simbologia grafica del titolo. Significa appunto che la protagonista ha vissuto anni di sofferenza prima di arrivare alla felicità, che ritrova nella nascita del figlio. Questo è un frutto di tua fantasia oppure insomma Devo dire che qualcosa nella realtà, nella tua realtà o di chi ti sta accanto c'è? Di fantasioso c'è veramente poco, e quindi proprio per questo mi emoziona parlarne ogni volta, anche se ormai sono passati anni da quando ho scritto il libro, qualche anno, perché il libro nasce da, come dicevo prima, da un incontro che io ho avuto in ospedale con un piccolo bimbo neonato di nome Andrea, nome che ho voluto tenere nel romanzo. E da questo incontro Andrea è tornato a casa con me, è rimasto nei miei pensieri per un po' di giorni a seguire quell'incontro. Quindi diciamo quello che era l'aspetto lavorativo tuo te lo sei portato a casa? Me lo sono portata a casa, e da lì il desiderio di dare voce ad Andrea e ai tanti altri bambini che nascono, e per loro la nascita non è un momento di gioia, né per loro neanche per i loro genitori, e tante volte le loro storie restano nascoste, celate dentro le loro cullette. Nelle terapie intensive neonatali io racconto quella di Agrigento, ma potremmo dire ovviamente di tutto il mondo. Certo. E quindi grazie a questo ricordare come un evento bellissimo, così, che ci avvicina al miracolo, no? Che può essere la nascita, tante volte diventa un evento traumatico per chi lo vive. Da questo spunto reale parte a ritroso, come un lungo flashback, la storia di un'ipotetica madre di Andrea, che anche lei ha vissuto anni di sofferenza e poi anche anni di violenza in un matrimonio sbagliato, e poi scopre la felicità nel momento in cui diventa madre, per cui si aggrappa a questo bambino che la vede rinascere. Questo è il racconto che ovviamente narro nel libro, e ognuno di noi può leggerci una parte di Anna nelle nostre vite. Cioè Anna è la ragazza sconfitta, però poi Anna è la ragazza che sa rialzarsi dopo che è caduta. E qui c'è anche materia insomma per telefono aiuto, Antonella, no? C'è il fatto della violenza, del matrimonio sbagliato, e poi anche della rinascita e della felicità.
che anche con tutto il suo peso poi ci arriva, no? Sì, il vostro percorso per le donne che si rivolgono a voi, insomma, ha anche questo cammino, no? Nel cercare poi di indirizzarle a una vita normale e non più di violenza come quella quando vi hanno chiesto aiuto. Sì, spesso le donne che chiamano al nostro centro si fanno chiamare Anna, si fanno chiamare Maria, proprio perché hanno vergogna pure di dire il loro nome e hanno vergogna di far sapere che loro vivono un problema all'interno della loro famiglia e soprattutto vivono un problema col loro marito, quel marito che magari per altri è il miglior uomo, è la migliore persona, la più disponibile possibile, e quindi loro hanno paura di farsi riconoscere e quindi si chiamano Maria, si chiamano Anna, si chiamano Lucia. Come la protagonista di questo libro, molto spesso queste donne trovano il coraggio di rinascere proprio da un evento e dalla forza che può dare un figlio. Io dico sempre che la molla che fa scattare alla donna la possibilità di una rinascita, di una rivincita con questa vita che è spesso per loro solo dolore, sono l'amore per i figli. Il vostro lavoro è anche statistica. Cioè, nel senso che tutti i casi che voi affrontate vengono catalogati per tipologie, poi il lieto fine in che percentuale lo abbiamo, Antonella? Allora, io diciamo che ogni donna ha il proprio fascicolo, perché noi dobbiamo ricostruire la storia, perché appunto, dicevo poc'anzi, quando una donna arriva al centro, il percorso di questa donna spesso non finisce subito, forse per qualcuno ancora non è finito. Io magari seguo delle donne dal 2004, dal 2005, proprio perché il ciclo della violenza fa sì che queste donne, queste situazioni si ripetano nel tempo. Il lieto fine può esserci e spesso non è magari tangibile, no, gli altri non lo vedono, perché il travaglio che vive questa donna, il percorso che fa questa donna spesso rimane in silenzio, lo so io, lo sa la psicologa, lo sa l'assistente sociale, lo sappiamo noi del centro. Spesso questo percorso lungo e faticoso arriva a un lieto fine, e il lieto fine spesso può essere anche quello di finalmente questa donna si sente forte. Finalmente quel piccolo ciuffettino di erba che esce dall'intaglio del cemento. Queste sono molte delle donne, perché io infatti quando ho visto questa copertina mi sono venute in mente tante donne che dal cemento, da tutto quel dolore in cui sono costrette a vivere, spesso loro si affacciano arrampicandosi a volte a me, arrampicandosi alle mie colleghe, arrampicandosi a un poliziotto, a un carabiniere, perché in quel momento sono stati lì ad aiutarla nel momento in cui ha chiesto aiuto, e lì dobbiamo aiutare questa donna, e dobbiamo essere presenti non fisicamente, presenti con lei sempre nel condurla in questo lungo percorso. Qual è il percorso di Andrea, hai detto? Sì, Andrea è il bimbo, il neonatino, che diciamo è una figura silente all'interno del romanzo, è sempre presente, è una figura con il quale la madre si relaziona parlandogli a distanza, perché non lo può toccare. E quindi lui è questa figura così, insomma, diciamo, grazie alla quale la madre ripercorre i suoi anni di vita. Stai mettendo molta curiosità, cioè mi sta intrigando veramente. Sì, io dico sempre che tanti mi dicono è un libro che emoziona perché è un libro vero, verità, e quindi diciamo che questa figura del bimbo è molto suggestiva, perché sembra che resti lì dietro le quinte, anche se è il vero protagonista, e poi allo stesso tempo è bene raccontato invece il percorso che fa la madre, che è un percorso particolare, un percorso nel quale lei non conosce solo il marito come uomo, prima ha avuto un altro fidanzato che lei decide di lasciare proprio per non piegarsi, adesso non lo sveliamo tutto, però diciamo proprio per non piegarsi ad un suo ideale. Allora lei lascia il fidanzato e poi laddove si innamora di un'altra persona, lì scopre la sofferenza. Questo libro tu l'hai presentato all'interno di un percorso bello che vive l'hospice di Agrigento, ovvero l'iniziativa che si chiama Lettura in reparto. Praticamente il poeta, lo scrittore, la scrittrice che va lì proprio in reparto a portare questo momento di cultura. Sì, a parlare
diciamo di sofferenza molto spesso, e questa iniziativa che promuove l'hospice non è altro un po' che, diciamo, quello che si sta promuovendo da qualche anno in tutta Italia sotto il nome di medicina narrativa, cioè l'importanza Vediamo che Gerardo Longi e tutti i suoi collaboratori sì, dell'hospice, preziosissimi veramente nello svolgere il loro lavoro in questo reparto così particolare. E quindi dicevo, diciamo, un po' si cela, ecco, sotto questo aspetto nuovo, in Italia nuovo, della medicina narrativa, cioè l'importanza che i medici stanno dando all'ascolto e alla lettura della malattia. E la malattia e il paziente che in quel momento sta male non è visto solo attraverso degli esami diagnostici da studiare, da capire e da elaborare per poi trarre la terapia migliore. A fianco di una terapia farmacologica c'è una terapia fatta di sguardi, di affetto, di empatia, che spesso si fonda anche sulla medicina narrativa, perché grazie ad uno scritto di dolore si può comprendere quello che in verità... il microfono, ecco. No. Sì, siamo Quello in diretta, quindi possiamo accettarlo bene questo. Quello che in verità non si può leggere dietro gli esami diagnostici, e quindi devo dire che l'iniziativa dell'hospice è lodevole, come è lodevole sono lodevoli tutte le iniziative che mettono al centro il paziente e la sua famiglia, anche grazie all'ascolto e alla lettura delle loro storie. Questo libro mi dicevi che qualche anno, quindi già ne hai in lavorazione un altro. Sì. Non lo sapevo, però te l'ho letto negli occhi. Sì, ne ho scritto un altro sempre ispirato ad un... Già stampato? No. È in fase poi di, insomma, editoriale, in fase editoriale. Ti diciamo prenotiamo così. allora per la presentazione ufficiale qui a Target. Volentieri. Bene, brava, grazie Alfonso Farrugia. Antonella, parlavamo poco fa del Politi, so che anche voi avete fatto proprio recentemente un'iniziativa all'interno di quell'istituto scolastico. Sì, giovedì scorso, il 28 di marzo, abbiamo realizzato assieme appunto al Politi un'attività di sensibilizzazione sempre sulla tematica della violenza di genere, perché appunto siamo convinti che bisogna partire dalle giovani generazioni, sono lì i futuri mariti, sono lì le future donne e mogli e madri, e con loro dobbiamo iniziare il percorso contro la violenza, e che inizia semplicemente insegnando loro, dando loro appunto le prime informazioni su quelle che sono gli indicatori, i più semplici, quelli che spesso sottovalutiamo e che invece nascondono sotto una violenza che può nascere, che può maturare nel corso degli anni. Quando io mi ritrovo ragazzi di 15-16 anni che mi raccontano non vado alla gita perché il mio fidanzato non vuole, non esco più con la mia migliore amica perché al mio fidanzato non va genio, non piace questa ragazza, quindi mi sono allontanata da lei. Violenza, certo. Da lì parte una situazione di violenza, da lì parte una situazione in cui questa donna domani sarà una donna che non avrà amicizie, sarà una donna vittima di violenza psicologica, sarà una donna vittima di violenza economica. Io per esempio seguo delle donne che c'è una mia carissima amica oltretutto che un giorno durante il colloquio mi dice: io non sono mai andata al supermercato da sola. Perché non sei andata? Perché io non sono capace di scegliere le cose da comprare, ma soprattutto dietro ancora, perché ancora lei si vergognava pure a raccontare questo, perché si assumeva la responsabilità di quello che le stava capitando, ma io non ho i soldi, perché mio marito non mi ha mai dato dei soldi, e se io vado al supermercato con lui non posso neanche dire o scegliere un prodotto piuttosto che un altro, perché tanto io non sono capace di scegliere. Sono delle realtà estreme, Antonella, che ci racconti? Sono delle realtà presenti, sì. Allora, a volte ci sono delle realtà, proprio in occasione di questi corsi che ho fatto,
Diciamo che per una famiglia normale forse è un po' difficile, no? Capire o credere che ci possono essere di queste situazioni. Ho fatto un po' la fotografia perché a me piace, io sono molto pratica nel fare le mie relazioni durante convegni o durante corsi di formazione, e dico sempre: è bene sapere i dati della violenza che succede a Milano, a Torino o a Roma o anche a Palermo, ma dobbiamo conoscere la nostra realtà, perché noi siamo gli operatori di questo territorio e dobbiamo sapere che anche nel nostro territorio, non bisogna leggerlo sul giornale, che ci sono delle donne che non hanno il borsellino dentro la borsa, non possono stendere i panni perché il marito non è a casa. E una cosa che voglio sottolineare è che non dobbiamo pensare, e quindi andare sempre allo stereotipo, che questa donna è una donna anziana, è una donna che vive in un quartiere tipo o non è andata a scuola. Sono delle donne che lavorano, sono delle donne giovani che sono mogli di professionisti, quindi al di là di quell'apparente normalità che tutti vogliamo dare agli altri, perché vediamo, se apriamo una pagina di Facebook di chiunque di noi, troviamo sempre la nostra foto migliore, la scegliamo anzi tra tante con un'angolazione, con una luce che ci permette di trasmettere agli altri che quello che noi viviamo è sempre una bella realtà. Molte di queste foto nascondono dietro delle situazioni invece negative. Io conosco un lato della nostra famiglia, della famiglia di oggi, molte delle coppie e delle donne che vengono al centro sono delle donne che continuano a vivere tranquillamente all'interno, dico tranquillamente per dire la facciata dell'immagine, all'interno di quel nucleo familiare, però ci vengono a raccontare delle situazioni che sono terribili solo ad ascoltarle. Una volta, mi ricordo, è venuta da noi una donna che il marito, per punizione, tutte le volte che lei sbagliava qualcosa, la chiudeva fuori dal balcone, o fuori c'era freddo, o c'era sole, o c'era vento. Oppure un'altra che era costretta a non mangiare, a mettersi all'impiedi davanti al tavolo mentre il marito mangiava e che lei aveva cucinato, e lei doveva stare a digiuno perché quella era una punizione. E non pensiamo che sia qualcosa che possiamo vedere solo nel film, ma è qualcosa che questa donna possibilmente è una donna che vive nel nostro stesso quartiere, ma che noi non immaginiamo. Io ricordo che inizialmente, quando abbiamo aperto Telefono Aiuto, tutte le donne che chiamavano si chiamavano Maria e tutte chiamavano dalla provincia di Agrigento. Questo perché? Perché avevano paura, e possibilmente tra questa Maria che chiamava in provincia era la stessa persona che abitava sotto magari l'associazione. Ma si ha sempre questa paura, quindi l'immagine che diamo tutti agli altri è sempre quella migliore. E quindi facciamo bene noi e facciamo bene sempre, ecco, e io non finirò mai di ringraziarvi, veramente. Proprio perché il pezzo televisivo magari così una all'interno della casa eccetera eccetera, sentendo questo può anche prendere coscienza e dire c'è qualcuna che mi può aiutare. Ricordo qualche anno fa, per esempio, che abbiamo fatto un'iniziativa lanciata anche grazie a TVA, dando dei sacchetti, abbiamo fatto stampare dei sacchetti di pane con il logo di Telefono Aiuto, con il numero di telefono, l'abbiamo distribuito ai panifici. Tante donne hanno chiamato raccontandoci che il sacchetto di pane che conteneva il numero di telefono del nostro servizio con il nostro slogan, loro non sapevano magari che esisteva il telefono, il marito comprando il pane ha portato a casa la notizia che esiste qualcuno che può aiutarle. Come diceva appunto poc'anzi Alfonsa, l'ascolto è fondamentale. L'ascolto non deve essere solamente di noi operatori che siamo abituati ad ascoltare questo tipo, a dare tempo alla donna, ma l'ascolto deve essere di ognuno di noi. Quindi il messaggio che voglio dare questa sera è quello che quando capiamo che c'è qualcosa che non va nelle persone a noi vicine, fermiamoci un attimo, tralasciamo i nostri problemi e dedichiamo un po' del nostro tempo, perché a volte uno sguardo, un momento dedicato a questa donna può salvarle la vita. Bene, grazie dell'impegno Antonella e a tutti gli amici di Telefono Aiuto. Allora, Assessore, Porto Empedocle si è tinto un po' di blu, giorno 2? Sì, anche noi abbiamo fatto delle iniziative a Porto Empedocle, in particolare l'Istituto Comprensivo Livatino ha fatto una camminata blu seguita da un flash mob che ha collegato quindi dalla scuola Livatino un percorso che è giunto a conclusione nella scuola Vivale.
Vivaldi, con un momento musicale, con l'orchestra degli alunni della scuola Vivaldi che appunto ha indirizzo musicale, e poi soprattutto abbiamo colorato per l'occasione, per l'intera giornata, la torre Carlo V, quindi le finestre di colore blu, simbolo appunto dell'iniziativa. Noi accogliamo sempre quelle che sono le giornate mondiali, internazionali, soprattutto di disturbi o di qualcosa appunto che va valorizzato non solo in quella specifica giornata, ma cerchiamo di fare tutte quelle che sono iniziative volte alla conoscenza. Infatti la giornata di ieri era non solo all'autismo, ma alla consapevolezza dell'autismo, perché a volte non conosciamo bene di cosa si tratta, appunto, ritornando al discorso di prima. Occorre conoscenza. Il blu è anche il mare, però insomma Porto Empedocle quindi ha una simbiosi con il mare. Giove permettendo, arriverà il sole, possiamo andare in spiaggia. Speriamo anche nella stai seconda... già preparando insomma per offrire un qualcosa di bello ai turisti che verranno a Porto Empedocle? Specie il mio campo in particolare è la cultura, quindi abbiamo già iniziative programmate per fine maggio. Abbiamo il Vigata Comics con il mercante dei libri Alessandro Accurso Tagano, che sta già lavorando su questa edizione di Vigata Comics. Abbiamo l'associazione Oltre Vigata che farà la fiera delle associazioni, e abbiamo anche dei momenti musicali che sveglieranno particolarmente le serate dell'estate. Poi avete ogni tanto Ferrovia Caos, insomma, che con quel bellissimo treno storico insomma arriva fino a Porto Empedocle. Con l'occasione delle giornate FAI abbiamo valorizzato il parco della ferrovia di Porto Empedocle, che veramente ha fatto un gran lavoro, ha aggiustato e valorizzato questa stazione della via Lincoln, che può essere un'occasione di cultura oltre che di trasporto per Porto Empedocle. Vedo che insomma 4-5 volte all'anno, forse in più, in occasione del in occasione di altre iniziative. Ha anche in programma per quest'estate di creare al suo interno dei momenti culturali, quindi ci siamo già sentiti, stiamo programmando insomma degli eventi, concertini, serate jazz. Se vincete Mezzogiorno in famiglia vi dovete impegnare di più. Perché no? Speriamo nel secondo weekend che magari faccia un po' di sole, l'unica cosa, perché ha piovuto. Il tempo passa, mannaggia, è volata questa trasmissione, veramente è andata via bella, velocissima. Spero che anche voi insomma avete condiviso quello che noi abbiamo cercato di comunicarvi, e adesso purtroppo dobbiamo passare ai saluti. Passare ai saluti non vuol dire grazie, arrivederci e buonasera, insomma sarebbe troppo riduttivo, io lo ripeto sempre perché vi deve coinvolgere, no? Altrimenti che target è questo nostro obiettivo, questo bersaglio da raggiungere, quindi ci dovete salutare, anzi dovete salutare i nostri telespettatori, non lo so, con una frase, con un buon proposito, con un qualcosa che ci caratterizzi al meglio, soprattutto per quelle che sono le vostre iniziative e per le quali vi abbiamo invitate qua. Naturalmente il grazie e l'in bocca al lupo a Giulia Alletto, la nostra cantante rappresentante a Mezzogiorno in Famiglia. Giulia. Grazie, viva il lupo, io dico sempre. Che dire, speriamo bene anche per queste 2 puntate. Con l'auspicio che tutto vada per il meglio, che come diceva... E dopo Mezzogiorno che farai tu? Ci sono altre iniziative, altre cose che stai preparando? Ci sono tante cose, tanti progetti che spero comunque di portare avanti, di portarli a termine, come quello per esempio di, dopo essermi laureata già in canto, di terminare anche la specialistica, e soprattutto quello di coinvolgere il più possibile i giovani artisti alla musica, quindi tutti coloro che vogliono intraprendere questo mondo, intraprendetelo, perché è un mondo pazzesco, speciale, fantastico. Grazie a Massimo Lombardo e al suo Informa Commercio Italia. Allora, sì, grazie a voi intanto per la possibilità che mi avete dato. Io volevo dare l'indirizzo, il www.infocommercioitalia.it, per saperne di più, come si suol dire, e invito a questo punto, mi preme d'obbligo invitare, siamo un po' di migliaia di persone coinvolte, invito tutto il gruppo di Infocommercio Sicilia e Italia a votare Giulia, quindi sabato e domenica alle 11:10 tutti sintonizzati su Rai 2, forza Porto Empedocle, perché è una bellissima città siciliana, e forza Giulia. Grazie. Grazie a Alfonsa Farrugia e al suo libro Il peso della felicità. Grazie a voi. Io dico, ci sono libri fatti di parole e libri fatti di idee. Spero che il mio sia fatto di idee e di emozioni.
non solo di parole. Diciamo pure dove lo possono trovare i nostri... Si può ordinare in tutte le librerie d'Italia oppure online in formato ebook in tutti i siti specialistici. Grazie a Stefania Laporta, assessore alla cultura al Comune di Porto Empedocle. Grazie a voi dell'invito, mi raccomando seguite la puntata sabato e domenica a mezzogiorno in famiglia e tenetevi aggiornati su tutti i prossimi eventi a Porto Empedocle, veniteci a trovare. Grazie a Antonella Gallo Carrabba e al suo telefono aiuto. Io come sempre do i numeri alla fine, quindi non posso che ricordare a chi ci sta ascoltando i numeri del telefono aiuto, che è il 0922 22 922, semplice, e dico che lì ci saranno sempre persone pronte ad ascoltare e a mai giudicare. Grazie ad Angela Rangatore e alla sua associazione Vita Autismo Onlus. Grazie a voi per l'invito, grazie per l'opportunità, perché parlare di autismo, visto che diciamo ben poco si conosce, fa sempre bene, e io vi lancio l'invito ad un appuntamento che sarà sabato 6 aprile, perché noi questa settimana in blu l'abbiamo iniziata passeggiando in blu e vogliamo terminarla correndo. Sarà una passeggiata veloce sabato 6 aprile, che vedrà coinvolti tutti gli istituti superiori di Agrigento che hanno aderito, alcune associazioni di maratoneti, nonché sempre l'ASP e il Liceo Politi di Agrigento. Appuntamento? L'appuntamento è sabato 6 aprile, Cittadella Sanitaria e Orto Botanico alle ore 9. Bene, grazie della vostra presenza e partecipazione e grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.